Benvenuti agli approfondimenti di A Voi la Linea. Può dirsi superata l'ennesima emergenza incendi nella nostra regione. È tornato sotto controllo il rogo divampato sul Carso a Duino sabato scorso. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità tra Trieste e Monfalcone. Stessa cosa per la circolazione in autostrada. Si lavora anche per le bonifiche. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Andrea Pierini per un aggiornamento. A te la linea, Andrea. Buongiorno dall'area di servizio di Duino, siamo sull'autostrada, anzi sul collegamento dall'Isert verso la Slovenia e verso Trieste. Oggi la situazione è chiaramente molto diversa rispetto a quella di sabato, quando alle mie spalle in questa zona qua è scoppiato un violentissimo incendio boschivo, l'ennesima di questa estate, condizionata dalla grandissima siccità che chiaramente è un innesco molto potente per quelle che sono le fiamme che divampano. I motivi di questo incendio sono ancora in fase di studio da parte dei vigili del fuoco e degli esperti. Diciamo che là sopra passa la linea ferroviaria, che è una delle principali imputate anche dell'incendio che è scoppiato la scorsa settimana nell'altra zona, diciamo di questa zona carsica. Oggi la situazione è tranquilla, sabato invece intorno alle 12:45, 12:30 in realtà le fiamme hanno iniziato a divampare. Alle 12:45 Autovie ha proceduto alla chiusura del tratto autostradale, attivando poi la bretella per Villesse. Era una situazione, era il primo esodo vero ferragostano, il primo weekend da bollino nero. C'era un più 5%, pensate, di transiti alla barriera dell'Isar, più 5% rispetto al 2021, ma quindi eravamo già arrivati a livelli del 2022. Poi però ovviamente l'incendio ha cambiato tutti i piani. Il traffico è stato deviato su Villesse, addirittura sono state aperte, è stata liberalizzata l'autostrada, quindi non c'era più il pagamento anche per far defluire la lunga coda che si era formata, e di conseguenza tutti i piani, insomma tutti i progetti di molti hanno richiesto un giro più lungo per raggiungere le mete estive della Croazia. È ripreso anche il traffico ferroviario, anche quello interrotto sabato e domenica, mentre l'autostrada ha riaperto regolarmente domenica. Noi abbiamo raggiunto le due persone che lavoravano all'autogrill proprio alle mie spalle quando è scoppiato l'incendio. Ascoltiamo la loro testimonianza e poi linea allo studio. È andata sabato, cosa è successo? Niente, c'è stato un incendio qua dietro, non ci eravamo accorti di niente e appena ci siamo avvertito abbiamo telato molto velocemente perché non era piacevole, non era bello per niente. Era uno dei weekend dell'esodo, quindi l'autogrill si lavorava? Assolutamente, lavoravamo anche bene, però noi eravamo dentro a lavorare e il dietro non riuscivamo a vederlo chiaramente. Posso chiederti chi vi ha avvisato? Sono arrivati i vigili del fuoco, persone? Ma il tutto è successo molto velocemente, abbiamo sentito puzza di bruciato e siamo uscite, è arrivata la nostra collega del lato benzina e abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco perché è proprio in un divampato velocissimamente e velocissimamente siamo scappati, cioè ci hanno proprio intimato di andare via subito e così abbiamo fatto. Voltiamo pagina, il compendio dell'ex caserma Duodo di Udine sarà recuperato e accoglierà 2 aule e alloggi per l'istituto Uccellis. Il progetto vale 11 milioni e il percorso è ancora molto lungo. Oggi Comune e Ente di Decentramento Regionale hanno siglato l'accordo che apre la strada al recupero. Vediamo. La strada è ancora lunga e per larga parte da tracciare, ma un primo passo è stato fatto con la firma dell'accordo tra Comune di Udine e Ente di Decentramento Regionale. L'ex caserma Duodo diventerà polo scolastico e convittuale, con aule e alloggi a disposizione in particolare dell'Uccellis. La prima ipotesi progettuale prevede un investimento di 11 milioni di euro. La Regione ci sta e secondo l'assessore alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti la questione economica non è un ostacolo insormontabile. A siglare il protocollo sono stati il commissario dell'EDR Augusto Viola e il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Firmiamo questo accordo che consente all'EDR di entrare nel compendio immobiliare conosciuto come Caserma Duodo per studiare intanto l'immobile, per indagarlo, per capire che lavori bisogna fare. Qual è l'obiettivo? Quello di realizzare un polo scolastico superiore e anche un polo convittuale. Qui in città abbiamo purtroppo carenza di spazi, tutti gli istituti soffrono, in questo caso protagonista
del recupero sarà l'Uccellis, che è un istituto molto importante, proiettato anche a livello internazionale, perché ci sono ragazzi che vengono dall'Austria e dalla Slovenia qui a Udine a studiare proprio presso questo istituto. Noi siamo contenti perché l'EDR ha in mano tutti gli istituti superiori nella città e quindi un intervento per il recupero di questo immobile che da anni ormai abbandonato è una cosa molto positiva. Udine è una città di studi, c'è l'università, ma soprattutto ci sono tanti istituti secondari di secondo grado, le scuole superiori, che animano questa città e che la definiscono in pratica come un polo di aggregazione per tantissimi studenti, e quindi è bene che Udine continui a essere una città al servizio degli studenti, perché sono una risorsa e soprattutto essere un luogo di formazione qualifica anche la capitale del Friuli. Questa è un'idea secondo me straordinaria, perché riesce da un lato a ristrutturare un edificio esistente, quindi non si consumano suoli, ma dall'altro soprattutto da nuovi spazi a scuole che in effetti sono sacrificate, per cui più obiettivi raggiunti. Ovviamente la strada non è né semplice né banale, bisogna trovare finanziamenti, ma soprattutto penso che la Regione sia disposta a fare la propria parte, nel senso che trovare finanziamenti sarà una difficoltà, ma non è quella il problema più grosso. Il problema è capire quanto tempo e che progetto definitivo esecutivo. Questo è uno dei tanti edifici sparsi in regione, in provincia di Udine, ma in regioni è vero anche in generale, che possono essere riutilizzati. Questa ha la fortuna, tra virgolette, di essere al centro di Udine, quindi facile da raggiungere con i mezzi sia dalla stazione ferroviaria sia dalla stazione delle Corriere, per cui è un'ubicazione bellissima anche per un'eventuale zona in cui si possono alloggiare gli studenti. E quindi poi è uno spazio enorme, c'è tanto spazio, c'è tanto volume, quindi secondo me un gran bel progetto qui può riqualificare l'area in modo molto positivo. Andiamo adesso al mare, precisamente a Lignano Sabbiadoro, dove stamattina si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera blu. Signor Sindaco, per lei è la prima volta all'interno dell'amministrazione comunale di Lignano, però a poco tempo dalle elezioni un ambito riconoscimento per Lignano, cioè la bandiera blu. Assolutamente sì, siamo estremamente contenti di aver ricevuto la bandiera blu sia come riconoscimento per la 33esima volta alla località turistica, per le sue spiagge, per la pulizia delle acque, ma anche per tutte le marine, tutte le darsene che hanno ricevuto questo importante riconoscimento a conferma della limpidezza e della pulizia delle nostre acque e dei servizi che offriamo. Ma sono risultati che hanno un andamento molto positivo, anche credo come reazione al momento di difficoltà che abbiamo vissuto gli anni passati. Vedo sia il balneare ma le città d'arte, anche la montagna, che hanno risposto molto bene, la gente ha voglia di prossimità, ci sono tanti turisti che vengono dall'Italia, quindi ci siamo riappropriati delle bellezze turistiche della nostra regione. In questo caso poi anche la consegna della bandiera blu alle marine di Lignano, la città di Lignano testimonia la qualità dell'acqua, quindi chi viene a Lignano trova un'acqua pulita, un'acqua che è in cui è bello immergersi, e per questo il lavoro è non solo delle amministrazioni, della regione, ma la cosa che tengo a sottolineare è la responsabilità dei nostri concittadini regionali, perché se la qualità del mare è buona vuol dire che anche la gestione delle acque nel resto del territorio regionale viene fatta con grande attenzione e anche con grande situazione di controllo nei confronti dell'ambiente, quindi diciamo, è una bella giornata, una giornata che mette insieme turismo, qualità ambientale e responsabilità dei nostri concittadini, a cui va il ringraziamento. Sono circa 6 credo le marine che sono state premiate, quindi vuol dire che non è solo la città di Lignano, ma anche chi ha in gestione la spiaggia, che pur essendo diversi, perché appunto sono più concessionari, tutti hanno la stessa attenzione nei confronti della qualità dell'acqua, sapendo che l'acqua è il loro biglietto da visita nei confronti dei turisti, insieme ai servizi che poi mettono vicino, ma la cosa fondamentale è la sabbia, il sole e il mare. In questo caso chi viene in Friuli Venezia Giulia, chi viene a Lignano Sabbiadoro sa che trova un mare pulito, un mare nel quale va bene immergersi. Assessore, qual è il ruolo di ARPA nella qualità delle acque di Lignano e
contermini? L'Agenzia regionale per l'ambiente fa un ottimo lavoro, fra l'altro a Lignano abbiamo anche la sede nautica, quindi un monitoraggio ancora più presente con delle imbarcazioni a verificare puntualmente quelle che sono le salute delle nostre acque, che sono normalmente buone o molto buone. Può esserci ogni tanto nel golfo quel campanello d'allarme, ma vi assicuro che la balneabilità è assolutamente fattibile ovunque nella nostra regione. Questo è un bene, anzi addirittura avendo dei depuratori che fanno un lavoro eccellente, c'è il problema opposto, che nell'acqua è troppo pulita, in certi casi quasi distillata, per cui i nostri pesci e i nostri molluschi non crescono tantissimo perché non hanno il necessario nutrimento. Quindi lo stato delle acque è ottimo, andremo a condividere comunque le politiche del mare nella prima settimana di ottobre con il Sea Summit prima della Barcolana e in novembre intorno a un tavolo per l'ambiente, per il mare e per la qualità dell'aria, tutte le regioni che insistono nell'Alto Adriatico, dall'Emilia Romagna al Veneto, alla nostra, alla Carinzia, alla Slovenia e alla Croazia, per programmare il futuro delle politiche del mare e non solo. E per oggi è tutto, questa puntata di A Voi la Linea termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.